Ringrazio e saluto il segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Grazie mille Ignazio Messina, una buona giornata, ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno. Segretario, parliamo del futuro del Paese Italia. L'Italia dei Valori da che parte starà? Governo del fare, delle promesse, torniamo al voto? Allora, l'Italia dei Valori sta come sempre dalla parte dei cittadini, ma al di là di questo, che può essere oggi in questo momento in Italia una sorta di battuta, perché lo dicono tutti, poi guarda caso quando vai al governo, quando amministri qualcosa, dei cittadini ti scordi immediatamente. Io credo che il governo Letta, il governo delle larghe intese, prima con Monti e poi con Letta, sia stato inefficace. L'Italia è andata indietro, non ha avuto Letta coraggio di osare, perché in un momento di grande difficoltà avrebbe dovuto osare di più, spingere in avanti su quei settori determinanti, uno fra tutti il settore dell'occupazione e del lavoro. Se pensiamo nel nostro paese è di oggi, cioè è un paese dove protestano gli industriali, a dimostrazione che non funziona più nulla, perché di solito le proteste venivano dai lavoratori che magari volevano riconosciuti maggiori diritti. Oggi se protestano gli industriali vuol dire che la macchina dell'economia si è fermata. Noi crediamo che ci sia bisogno di un governo, immediatamente, faccia subito, faccia 2 o 3 riforme, delle cose importanti, prima fra tutto la legge elettorale, perché io capisco il disagio della signora Giussi da Pavia che ha telefonato, però votare con questa legge elettorale che ci siamo ritrovati rischiamo di riprodurre la stessa situazione di oggi. E allora io credo vadano fatte 2 o 3 riforme, bisogna inserire immediatamente un intervento per abbassare il costo del lavoro, più soldi alle famiglie e alle imprese. Io non credo che voi non parlate dei soldi che vengono tirati fuori dalle tasche dei cittadini. Qua i cittadini, cara signora, le tasche non ce le hanno più perché sono state svuotate da sprechi, da corruzione, da evasione fiscale. E allora ci vuole un governo che immediatamente faccia una legge elettorale, intervenga su una riforma seria per il lavoro, per la riduzione del costo del lavoro, per le imprese, in maniera tale da lasciare più soldi nelle mani dei cittadini. Bisogna abrogare, e noi dell'Italia dei Valori lo stiamo facendo, un disegno di legge in questo senso. Avevamo presentato già un referendum, ma materialmente a causa del meccanismo elettorale non si è potuto celebrare, per l'abolizione della riforma Fornero e quindi per creare lavoro, e poi si vada a votare. Io credo che i cittadini abbiano diritto a votare con una nuova legge, ma a scegliersi chi deve governare. I governi delle larghe intese, e in questo caso, almeno fino a quello di Letta, vedremo cosa proporrà Renzi, perché noi siamo disponibili a dare credito come Italia dei Valori nella misura in cui vediamo cosa verrà proposto. Però i governi delle larghe intese prima e delle piccole poltrone con Alfano che deve difendere 4-5 ministeri non ha portato a nulla di buono, se non alla salvaguardia proprio di quelle 4-5 poltrone. Poi le dirò i 3 famosi punti di Renzi, no? Perché Renzi aveva detto ma è il governo senza voto, no a larghe intese, poi il famoso hashtag su Letta, no? Quindi a questo punto poi invece le cose stanno veramente cambiando. Oggi alle 16, come abbiamo visto anche dall'ANSA, no? Le dimissioni di Letta.